Allora, eccoci tornati in studio per la nostra rubrica del Memento, come dicevo prima della pubblicità. Ermanno, due temi importanti per il Veneto, l'inquinamento delle falde nel Vicentino. Vorremmo che non fossero importanti. Sono importanti perché abbiamo due problematiche abbastanza importanti, le problematiche, e quindi di conseguenza anche i temi. E quindi abbiamo un problema della pedemontana, si fa come si fa, i tempi che ci sono, speriamo che vengano rispettati, l'utilità di questa strada, abbiamo tante altre cose molto importanti, purtroppo non sempre le priorità corrispondono ai lavori che si fanno, e questo è l'interrogativo di questa trasmissione. Certo, certo. E vogliamo ricordarlo, quindi repetita iuvant, certo, mutat certo. cavat lapidem. E poi abbiamo l'altro problema, quello che dicevo appunto dei PFAS, delle falde acquifere inquinate, ma soprattutto c'è la problematica legata anche agli acquedotti, perché gli acquedotti dell'area interessata in questo periodo hanno utilizzato dei filtri al carbone, adesso poi magari i nostri ospiti... Sì, perché diciamo che l'acqua viene preparata sottoterra, certo. Di conseguenza sottoterra si sono accumulati i PFAS. I PFAS, certo, e quindi in questo modo è stata, come dire, assicurata la potabilità dell'acqua, però si stanno facendo delle nuove condutture, quindi dei nuovi acquedotti. Di questo parliamo con gli ospiti che abbiamo in studio, sono due ospiti. Grazie allora a Marina Lecis, buonasera. Buonasera. Grazie di essere qua, una consulente ambientale, e buonasera a Monica Manto, un avvocato e direttore generale di Acque Venete SpA. Buonasera, grazie anche a lei della presenza. Allora inizierei innanzitutto dalla questione PFAS, anche con la dottoressa Lecis più volte ci siamo trovati per affrontare un pochino questa situazione, diciamo, per parlarne, e a che punto siamo adesso? C'è qualche novità? Dopo parleremo con la dottoressa Manto per il discorso degli acquedotti. Sì, allora di novità c'è che lo aspettiamo tutti, l'udienza lunedì a Vicenza. Quindi lunedì 30 novembre c'è l'udienza preliminare. Sì, però poi qui Monica, che è la diretta interessata con Acque Venete, perché si sono costituiti ovviamente tutti i gestori delle acque, sa molto più di me. Io voglio solo ricordare, perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, che tutta questa attività giudiziaria eccetera è stata anche incentivata dal lavoro del nucleo operativo del NOE, quindi i carabinieri, ecco, i quali hanno fatto veramente un lavoro certosino e che hanno anche evidenziato la nuova generazione di PFAS, che sono i Genix, che sono quelli che appunto la Miteni, ex Rima Ricerche Marzotto, aveva iniziato a produrre dopo i Catenalunga, i famosi C8, il PFOA e il PFAS. Ecco, quindi, questi, diciamo, si sono poi trovati nei pozzi della Miteni, quindi sotto questa industria hanno anche trovato queste nuove sostanze, oltre ovviamente a quelle vecchie, ecco, che si sa che sono state prodotte ancora negli anni 50, anni 60, ecco, quelle che invece poi si sono trovati loro nel 2013 e che hanno dovuto gestire con i famosi filtri a carbone. Ecco, allora dottoressa Manto, nel 2013 avete dovuto iniziare a utilizzare questi filtri al carbone per garantire la potabilità dell'acqua, filtri che sono tra l'altro molto costosi, no? Sì. Che vanno cambiati spesso. Vanno cambiati spesso, vanno cambiati a seconda del pozzo su cui si lavora, con tempi diversi, ma vanno cambiati spesso perché si ferma con più facilità, si fermano con più facilità le molecole a catena lunga, ma ci sono quelle a catena corta che sfuggono più velocemente e quindi richiedono un cambio di questi filtri molto molto più frequente.
quindi sì, è un costo importante, ma abbiamo dovuto abbattere da subito le sostanze, certo, perché noi servivamo con la rete un ampio territorio. Ecco, e adesso invece appunto si è cercato, come dire, di trovare la soluzione per tagliare la testa al toro e si è andati a cercare delle nuove fonti, ovviamente a monte, diciamo così, del punto di inquinamento. Esatto, c'è stata una prima attività emergenziale dove si sono installati i filtri a carboni attivi e si è cercato di dare da subito un'acqua con abbattimento di queste sostanze. E poi c'è stata un'attività di pianificazione e di progettazione importante che ha coinvolto tutto il Veneto e che ha portato adesso all'avvio, e siamo anche in fase di chiusura, di realizzazione di opere importantissime, perché sostanzialmente, per dirla in maniera semplice, abbiamo sostituito il pozzo contaminato che è quello di Madonna di Lonigo, che è un grande pozzo, parliamo di una fonte di produzione di 500 litri al secondo, quindi una fonte che era una fonte preziosa e molto molto ricca, e viene sostituita con delle altre fonti idropotabili che andiamo a prendere lontane da questo sito inquinanti in aree salvaguardate. Quindi sono più fonti che andranno a sostituire quella di Madonna di Lonigo. Confluiamo verso Madonna di Lonigo e poi utilizziamo la medesima rete di distribuzione per i comuni interessati. Certo. Ecco, voi gentilmente ci avete fornito anche delle immagini dei lavori che sono in corso in questo periodo proprio per la posa delle nuove tubature, la regia le può proporre intanto che si discute. Eccole qua, se magari ci racconta un po' dove siete. Sono miope, faccio fatica a vedere, però vedo, eccoli, riconosco, quelli sono i lavori di scavo per la realizzazione del serbatoio di Monselice. È importantissimo perché in quel sito noi faremo un enorme serbatoio da 10.000 metri cubi. Che cos'è che facciamo? Rendiamo quel serbatoio sostanzialmente una fonte virtuale. Andiamo a prendere l'acqua a Carmignano di Brenta, sui pozzi che sono a Camazzole, una eccellente acqua oligominerale con delle qualità davvero ottime, la portiamo giù già adesso fino a Monselice, e adesso da Monselice fino a Montagnana stiamo posando una condotta che è lunga oltre 21 km, che prende l'acqua prodotta da Camazzole durante la notte non utilizzata dalla rete, la accumula e in questo serbatoio verrà fatto un sistema di pompaggio, cioè un rilancio che porta l'acqua verso Montagnana. Quindi Almisano viene sostituita da delle fonti a nord, come diceva lei, e anche verso ovest, perché partono anche da Verona, certo, da nord ancora dal Vicentino, la zona di Recoaro, ma anche da sud attraverso questa condotta che va da Ponso a Montagnana e poi spinge l'acqua verso Montagnana fino ai Colli Iberici e andiamo fino a Poiana. I tempi di questi lavori quanto ci vorrà per finire? E l'investimento anche? Parliamo di investimenti importantissimi e sono stati però dei lavori molto veloci perché sono stati gestiti con fondi ministeriali e gestiti da un commissario straordinario per l'emergenza e quindi abbiamo approntato opere importanti in tempi brevi e concertate tra tutti i gestori, come diceva prima la dottoressa. La condotta, quella diciamo così veronese, che è quella realizzata dal gestore Acque Veronesi, parte da Belfiore e va verso Lonigo e questi lavori sono in fase di ultimazione, poi ci saranno i lavaggi, collaudi, perché sono condotte importanti, parliamo di diametri molto importanti. E poi è in corso di realizzazione, anche lì dal girato si dovrà vedere, si potranno vedere anche, ecco qua si vedono dei tubi che sono quelli che sono stati posati e forse ci saranno anche delle riprese fatte con il drone perché alcune pose vengono fatte senza, questa è una tecnica di scavo normale, cioè c'è uno scavo a cielo aperto e viene posato il tubo, però in alcuni tratti dove si passano soprattutto sotto dei corsi d'acqua si utilizzano delle tecniche TOC, cioè trivellazione orizzontale controllata, cioè senza scavo, cioè vengono spinti i tubi sotto i corsi d'acqua o certe volte si fanno anche sotto altre infrastrutture. Ecco, forse da qui si vedono proprio i tratti dove ci sono
i tubi che passano poi sotto i corsi d'acqua. Ecco, queste condotte serviranno per l'acqua potabile, quindi per l'acqua nelle case, mentre per quanto riguarda invece i terreni agricoli, quindi l'irrigazione, lì purtroppo che si fa? Non si fa nulla. Ecco, noi gestori del servizio idrico ci occupiamo soltanto dell'acqua potabile. Ecco, ma allora adesso farei ritornare, non so se Ermanno aveva qualche domanda. No, volevo capire, allora, l'area di contaminazione, chiamiamola così, quanto ampia è, si sta spostando? Allora, l'area rossa è rimasta quella storica, diciamo, non è che... È chiaro che però, allora, bisogna ragionare. Un conto sono i pozzi e la contaminazione dell'acqua di falda, e un conto è il bacino del Frattagorzone, che sappiamo benissimo che c'è stata anche la contaminazione dell'acqua superficiale, ok? E che lo sapevamo già fin dove è arrivata, cioè fino al mare, ok? È chiaro che però le concentrazioni maggiori ce le troviamo vicino alla sorgente, che è la ex Rimar Ricerche Marzotto, quindi la Miteni. Via via che andiamo poi verso il mare diminuiscono le concentrazioni. È rimasto, a mio avviso, ancora un po' così nebuloso il discorso dei pozzi privati, nel senso che ancora non esiste una documentazione completa dello stato dei pozzi privati. Ma perché? Non perché non si voglia fare, voglio dire, ma perché non si sa neanche quanti ce ne sono, quindi non sono stati denunciati. Questo lo si sapeva anche prima, insomma, no? Il privato che decide di farsi il pozzo non lo denuncia, ok? Se lo tiene lì e chiaramente non va ad autodenunciarsi, quindi diciamo che dal 2013-14, anzi soprattutto il 14, quando la Regione Veneto ha dato un input a tutti i comuni dell'area rossa e dell'area arancione dicendo guardate, monitorateci questi pozzi, ok? Di fatto non è stato realizzato, quindi è ancora un po' così, sì, ecco. Ancora un punto Anche se però ARPA aveva fatto delle analisi, non è che non le ha fatte. Adesso c'è un colosso di dati, allora dovete sapere che la Regione Veneto è entrata in un progetto LIFE, ok? Quindi ha avuto dei fondi dalla Comunità Europea anche per la ricerca e anche per utilizzare tutti questi dati e poter fare una modellistica anche per il futuro, cioè dire ok, queste sono le sostanze emergenti che noi abbiamo trovato adesso, i PFAS, ma un domani potremo averne altre, giusto Monica? Ecco, adesso facendo gli scongiuri, certo, però sì, come è successo con i PFAS o come sta succedendo con le microplastiche, perché troviamo anche microplastiche nelle acque adesso, nelle acque... un domani potrebbe succedere, quindi la Regione Veneto si era già mossa prima per appoggiare questo studio, questa ricerca assieme a tutti gli enti preposti nel territorio. Ad esempio Acque Veronesi so che hanno fatto anche ricerca sui filtri, quindi non solo i filtri a carbone attivo, ma anche mi parlavano ne parlavamo prima con Monica, di resine, quindi si possono utilizzare anche delle resine che trattengono anche di più queste sostanze, ma sono costosissime, quindi hanno costi 10 volte di più. Ecco che è importante la ricerca, ecco che è importante il progetto LIFE. Vi faccio un altro esempio: in 5 anni anche la tecnologia è andata avanti, cioè prima loro trovavano, cercavano i FAS a 20 nanogrammi su litro, cioè quello era il valore del macchinario, della tecnologia che mi poteva individuare la concentrazione di PFAS, 20 nanogrammi su litro, adesso arriviamo a 5, quindi certo, voglio dire, prima non si trovava sotto il 20, adesso si trova fino al 5 addirittura. Ecco, questo per farvi capire quanto anche loro hanno investito in tecnologia. Fanno anche loro le analisi, ecco, in macchinari, ecco. E questo in pochissimo tempo, insomma nell'arco di 4-5 anni? Certo. Sì, allora che ci siano altri inquinanti non c'è dubbio, e che sia un problema del futuro quello di controllare, perché non è detto che se io vado a cercare degli PFAS poi vado a trovare le microplastiche, e quindi questa è necessaria. Tengo a dire ai nostri telespettatori che montagne
di microplastiche sono state trovate nelle fosse delle Marianne a 11.000 metri di profondità, diciamo il punto più profondo degli oceani. Quindi stiamo dicendo una cosa, che l'eredità che lasciamo non solo ai nostri figli ma anche agli animali, perché anche loro hanno diritto di campare in un ambiente normale dove si sono sviluppati e modificati. Allora c'è un'altra cosa, e parlo sempre di informazione, che è il discorso che ho fatto un attimo fa con i docenti medici. Il chiedere di poter andare a visitare pozzo per pozzo, a parte il costo, a parte la capacità e l'organizzazione che bisogna mettere in piedi, scavalca normalmente l'informazione. Allora, se io dico attenzione e segnalo pubblicamente le zone a rischio, perché vado a fare dei prelievi e dico state attenti, no? A prelevare l'acqua da questo pozzo perché ha queste caratteristiche. Forse non è un discorso tipo la mascherina, non bisogna fare contagi, ma gli indico anche mettiti la mascherina, un paio di guanti e lavati le mani, il minimo che posso fare. Quindi il fatto di andare a controllare tutti i pozzi, che la maggior parte dei pozzi sono stati fatti, diciamo, non ufficialmente, perché sappiamo che per fare un pozzo ci vogliono almeno 5 anni per avere il percorso della concessione, ammesso che te la diano, per cui la cosa più semplice, scavo o pianto un tubo e dopo metto una pompa e tiro sull'acqua. Quindi l'informazione, e questa sta agli enti preposti e alle autorità. Informiamo, guardi che, dico, a voi Uganeo, ma non so se è vero, lì c'è questo inquinamento. L'altro aspetto, dice, il gestore del pozzo diceva io non la bevo quell'acqua, ma la dà da bere agli animali, alle mucche, alle galline, a tutti gli altri, e di conseguenza non è che il PFAS rimanga là, perché poi quella se la mangia qualcuno e vale anche per la vegetazione. Ecco, allora questa informazione che manca è altrettanto importante che fare quel sistema di trasporto dell'acqua e di diffusione dell'acqua. E qui vorrei una risposta a chi possiamo appellarci, a parte che lo facciamo ufficialmente, visto che qualcuno ci vede. Prego. Allora, le cose che possiamo fare, e poi arrivo anche al tema dell'informazione, è portare l'acqua a tutti, perché certo, fino a pochi anni fa c'erano ampie zone che non erano serviti dall'acquedotto pubblico. Quindi la cosa che abbiamo fatto in questi anni è stato quello di servire tutte le zone. Faccio una parentesi, abbiamo appena parlato dell'Enel quando è nato, che finalmente hanno portato l'energia elettrica dove la gente usava la candela ancora, ecco. Quindi siamo nel terzo millennio e ancora c'è gente che non ha l'acqua potabile. Sì, no, ormai la rete è estesa e sì, ci sono delle case così sparse che magari sono sul cucuzzolo del monte e magari non sono raggiunte dall'acquedotto, però la rete ormai è una rete piuttosto completa. La seconda cosa che abbiamo fatto, secondo me molto importante, l'insegno che dice lei professore, è che abbiamo messo in rete, noi gestori, tutti i nostri laboratori di analisi. Noi abbiamo dei laboratori di analisi molto strutturati, li abbiamo messi in rete tra noi gestori, in modo da specializzarsi, perché queste sono sostanze infide, e anche i produttori lo sono, nel senso che modificano nel tempo queste molecole, rendendole sempre più performanti, e quindi abbiamo i cosiddetti contaminanti emergenti, perché dopo i PFAS abbiamo avuto il Genix, abbiamo avuto il C6O4, cioè abbiamo avuto delle evoluzioni di quelle prime molecole. E quindi noi abbiamo cercato anche di rafforzarci. La molecola si trasforma nel tempo? Non è che si trasforma la molecola, anzi il problema di questa molecola è proprio la sua stabilità. È una eccellente molecola che si disperde con molta difficoltà, tanto che ha quelle proprietà, abbiamo visto anche negative, del bioaccumulo nell'organismo, no? Dal punto di vista della salute. Quindi quello che abbiamo fatto, secondo me anche di importante, è di mettere in rete i laboratori in modo da specializzarsi in maniera molto spinta sulla ricerca di questi contaminanti.
Questi laboratori li abbiamo anche messi a disposizione della popolazione, quindi sapendo, corretto quello che diceva la dottoressa, tanti hanno il pozzo, continuano a utilizzare l'acqua del pozzo, certe volte non sono neanche dei pozzi censiti, quindi non è un problema delle autorità preposte, loro non sono stati proprio dichiarati dai privati, ma anche perché sono magari pozzi che storicamente avevano da generazioni, insomma, e possono esserci casi di questo tipo. Allora noi abbiamo dato la possibilità ai cittadini dei nostri territori serviti di venire a portare dei campioni di quest'acqua di pozzo e facciamo le analisi ad un prezzo molto molto contenuto per dare una mano alla popolazione anche a verificare anche la qualità delle acque prelevate in questa maniera. Ecco. Sta funzionando, noi non facciamo una denuncia del pozzo, ecco, ci limitiamo a prendere la bottiglietta e diciamo come fare il prelievo, diamo loro anche il contenitore dove inserire l'acqua e poi noi gli facciamo l'analisi ad un prezzo effettivamente molto molto basso. Allora vi sfido una cosa, se ci date i dati tecnici, il posto dove pubblicate e tutto il resto, perché io quando chiedo, voglio vedere in rete un qualsiasi cosa, la prima cosa che compare è Amazon, no? Ma non comparite voi, per cui la rete è un oceano dove certe cose spariscono, cioè non emergono spontaneamente. Quindi se voi ci date i dati, ci passate tutti i dati dove le persone possano venire a portare il prelievo dell'acqua, dove possono vedere delle mappe dove sanno che questo inquinamento esiste e quindi potrebbero avere il pozzo inquinato eccetera, noi faremo uno spot, giusto Tullio, e lo pubblichiamo, così abituiamo la gente a sapere se hanno un pericolo vicino e a difendersi chiaramente. No? Volentieri, ci sono in questo momento due fonti di informazione molto accurate, quelle che conosco io, poi ce ne sono veramente un'infinità nella rete, però nel nostro sito come Acque Venete c'è anche questa possibilità per le analisi dei pozzi privati e lo si trova nel sito, c'è uno spazio proprio dedicato alle sostanze perfluoroalchiliche. E poi una fonte e quindi tutti gli altri gestori hanno spazi dedicati a questo. E poi anche il sito di ARPA è ricchissimo di informazioni molto scientifiche, hanno veramente sia modelli per la propagazione, per lo studio della propagazione di questa falda, sia un panel di dati davvero eccellente, con per esempio, monitoraggio, io cerco di tenermi informato, ecco. Però per esempio io ho una casa sui colli con così un pozzo Uma. È un utente mio? Non sono, sì. Che comune è? Voi Uganeo, Teolo. Teolo. Teolo, non è mio. Voi Uganeo suo, sono al confine. Sono al confine, va bene. Allora io non sapevo che c'era questo servizio, quindi... Sì. Perché era Teolo però, perché fosse stato un cittadino di Vo l'avrebbe saputo. Lo so, sono più intelligente. Comunque sì, è un servizio semplice, basta non fa male pubblicizzarlo, se avete altre informazioni ce le passate, noi provvediamo così, repetita iuvant e andiamo avanti. Ecco. Ma chi paga? Cioè, come diceva Totò, e io pago, no? Chi è che paga tutta questa colossale sistema che è indispensabile, quindi grande onore per chi lo fa, ma chi ha fatto il danno? È vero. Il Minteni esiste ancora? No, il Minteni è fallita. Però il tema che lei ha sollevato è un tema delicato e molto molto importante. Come accennava prima la dottoressa Lecis, in questo momento c'è un processo radicato presso la Procura di Vicenza che in realtà ha sviluppato un'indagine su due tronconi. Un primo procedimento che è quello per avvelenamento delle acque e per disastro doloso nei confronti delle figure apicali di Miteni e di alcune delle società controllanti per aver inquinato nella consapevolezza di farlo, questa è l'accusa, nella consapevolezza di farlo, senza porre in essere delle misure di mitigazione, di barriere adeguate e anche senza informare gli enti preposti. Questa è l'accusa che viene fatta nel primo filone processuale.
Poi ce n'è un secondo per fatti avvenuti dal 2015 fino al fallimento della Miteni, che ha invece su una fattispecie di natura colposa, non per il disastro doloso che si diceva prima, ma per un disastro ambientale. È la fattispecie dell'articolo 452 bis del codice penale, ma comunque è una fattispecie penale che quindi va a toccare una platea un po' più ampia di imputati, quindi in parte quelli del primo filone, ma anche delle altre società internazionali. Quindi la Procura ha fatto una ricerca e è andata a pescare le società collegate, controllanti o collegate alla Miteni, sperando di trovare anche dei soggetti solvibili, perché se nel primo filone ci troviamo la Miteni che è fallita, nel secondo contiamo di riuscire a raggiungere società che sono ancora in bonus e quindi a cui chiedere il risarcimento del danno, perché come dice lei professore, le somme sono importanti, quelle investite sia nella prima fase, quella dell'emergenza, certo, per installare i carboni attivi che sono degli enormi serbatoi con un sistema complesso di controllo, un corso controllo che si rinnova sempre, per questi carboni vanno sempre sostituiti, e poi anche le opere importantissime che stiamo facendo per sostituire questa fonte contaminata con le altre che portano l'acqua non contaminata nella rete di distribuzione. Ma quelli che fino a quell'epoca, fino all'arrivo dei carboni attivi, si sono bevuti l'acqua, perché sono passati diversi anni, diversi decenni, no? Quelli che fine fanno? Io spero nessuna fine, professore. Voglio dire, questo perché è non sappiamo l'effetto definitivo del PFAS. No, io non sono neanche la persona giusta a rispondere, nel senso che mi occupo banalmente di tubi, però forse la dottoressa Lecis magari sono a conoscenza è che il signor Marzotto e compagni sapevano perfettamente quando hanno impiantato l'azienda. Perché? Perché negli Stati Uniti questo prodotto veniva usato e gli Stati Uniti l'hanno vietato. E allora come succede normalmente? Succede normalmente in India, noi siamo un po' più attenti a queste cose, l'industriale italiano dice lo faccio io, tanto inquino, chi se ne frega, non parla nessuno, no? Allora, per ricordare un pezzo della trasmissione che abbiamo fatto oggi, il disastro del Vajont è stata proprio una causa di interessi privati, quando ho voluto collaudare una diga che non era collaudabile e lo sapevano, hanno fatto tutto sperando che me la cavo. Purtroppo loro non ci hanno rimesso la vita, non hanno pagato una lira di danno, sono morte 2000 persone e hanno distrutto 7 paesi. Questo è il meccanismo dell'azienda privata. L'azienda privata non è che siamo contrari all'azienda privata, anzi, ma ci vuole una certa consapevolezza di quello che si fa. Ma credo che ci vorrebbe anche una legge che prevede l'installazione di un'azienda, qualunque sia, e le conseguenze che questa azienda naturalmente comporta, quindi il riciclo di tutte le sostanze, ma questo concetto non me lo sono inventato io, se l'ha inventato un certo Ford all'inizio del secolo scorso, che ha detto tutto quello che finisce e buttiamo via dalle aziende, quindi scarti di metallo e tutto il resto, perché non lo recuperiamo? Andiamo a scavare per prendere il ferro e poi ce l'abbiamo qui sotto forma di segatura o cose di questo genere, di limatura di ferro. E ha incominciato il riciclo e questo è importante. Naturalmente era limitato a un certo tipo di interesse, ma questo interesse può essere, diciamo, allargato a un sacco di altre aziende. Allora, prima di fare l'azienda, dimmi cosa fai, dimmi qual è il tuo tipo di riciclo che metterai in atto. Lì possiamo dare anche un contributo, perché se crea economia è giusto che lo Stato possa intervenire anche per aiutare a instaurare. Ma instaurare un'azienda senza conoscere gli effetti che fa sull'ambiente, questo è tempo che esca una legge che specifichi
che le autorità che danno il consenso di costruire un'azienda, una fabbrica da qualche parte, abbiano anche la consapevolezza degli effetti successivi di questa cosa. Allora io direi che adesso possiamo parlare anche del secondo capitolo, diciamo, di questa serata del Memento, in versione un pochino allargata, cioè la Pedemontana. In questi giorni c'è stato l'inaugurazione della nuova tratta, quindi percorribile da Breganze a Bassano, però restano i punti, diciamo, dei nodi, ecco, sì, insomma, dei punti legati alla questione ambientale. Allora, lei, Marina Lecis, ha seguito da vicino queste cose, sì. Ecco, sono stati risolti o siamo... Allora posso parlare di quello che secondo me è il nodo più particolare, sempre in provincia di Vicenza, quindi la provincia di Vicenza ha delle peculiarità un po' particolari, insomma, e siamo a Malo. Sì, ce l'ha proprio vicino alla spalla, i telespettatori sì, lo vedono nel monitor. Siamo a Malo, dove c'è la famosa galleria che è ancora attiva, c'è questo cantiere in questa bellissima valle che sempre sulla zona appunto della Pedemontana, sulla zona di ricarica della falda, un piccolo paradiso terrestre, perché chi poi si è scelto di andare a vivere lì, quindi c'è anche un nucleo abitativo, insomma, ormai li conosco tutte le famiglie che vivono lì, e che la loro vita è cambiata in questi ultimi 5 anni, quindi prima tranquilli, senza rumore, senza inquinamento, con queste foreste intorno, e anche molto comodi per il lavoro, per le attività, perché insomma è un punto accessibilissimo poi quindi in un paradiso, ma comunque vicino alle città, vicino al lavoro, ecco. Questa galleria... Intanto vediamo le immagini sì. del nuovo tratto, quello che diciamo va oltre, perché sì. Parte da Breganze e arriva a Bassano, mentre la galleria di Malo è la parte, diciamo, che da Breganze raggiunge poi Montecchio sì. Maggiore, no? Per allacciarsi all'autostrada. Che in linea d'aria poi non siamo tanto lontani dalla Miteni, perché tra l'altro, c'è trissimo. Certo, sì. certo, no, prego. Sì. No, sì, dicevo, allora qui non è il problema non è dire sì o no alla Pedemontana, perché non siamo qui, queste poi sono cose che sono partite ancora tanto tempo fa, e quindi insomma non è, ma è la gestione del cantiere. Allora noi dovremmo avere dei mezzi per far sì che il cantiere abbia un impatto il minimo possibile, no? Certo. Cosa vuol dire? L'ingresso dei camion, l'uscita, quindi rumore ed emissione di polvere dovrebbe essere prossimo allo zero, non può mai essere zero, perché un cantiere non può fare emissioni sonore zero, no? Ecco, in questo caso io direi che è un cantiere birichino, l'ho chiamato, perché in questi anni, soprattutto in questi ultimi 2 che l'ho seguito, io ho visto che gli errori che hanno fatto all'inizio hanno continuato a farli. Ed è nascosto, perché ripeto, in mezzo alla vegetazione, un po' fuori dagli ittere, e soprattutto c'è una popolazione piccola, cioè non è una grande città e quindi che fa scalpore, il numero delle persone è ridotto, però potrebbe essere anche solo una famiglia, voglio dire, non è perché sono queste 10, 15, 20 famiglie, che è da 5 anni che respirano smarino. Cos'è lo smarino? Lo smarino è la risulta che esce dalla galleria, quindi tutte le lavorazioni, quindi dalla rottura della roccia a tutti gli additivi anche per fare questa galleria, che mi escono in una forma color grigiastro e che si accumula fuori in questi piazzali del cantiere e che supera addirittura le barriere fonoassorbenti. E qui è da 5 anni che è così. Ecco, e già questo siamo fuori legge, perché tu non potresti superare queste barriere, quindi questi camion si arrampicano anche sopra, vedi proprio li vedi che vanno sopra, avanti e indietro, e quindi si sente anche rumore, quindi queste barriere non servono assolutamente a nulla.
e oltretutto vengono regolarmente sfondate, ma veramente, da queste lavorazioni all'interno di questo cantiere a cielo aperto. Quindi questo smarrino fuoriesce, mi finisce nel torrente, quindi finisce nella matrice suolo, acqua e aria, perché poi viene polverizzato, entra addirittura dentro le case e queste persone se lo respirano. Che cosa sta succedendo? Allora, il mio compito è stato quello di valutare, cioè, cosa esce da lì. Quindi io ho trovato il DNA di questo smarrino, che contiene metalli pesanti, anche tossici, in quantitativi veramente importanti, ok? Allora, in questo caso noi che guardiamo cosa esce nelle matrici non dobbiamo dire se è rifiuto o non è rifiuto, perché è la ditta che mi deve dire se è un rifiuto oppure no, sono loro che poi casomai lo devono trasportare in discarica. Però quello che devo vedere io è che esca un qualcosa che non abbia metalli pesanti, che non abbia sostanze inquinanti, perché poi questo smarrino è come se fosse borotalco, ce lo ritroviamo nei balconi e addirittura all'interno delle case. Il campionamento è stato fatto in maniera molto puntuale, quindi è stato preso questa sostanza che è fuoriuscita dal cantiere in questo modo barbaro, esatto, e insomma anche un po' anomalo, perché vabbè, e che poi finiva in queste aree verdi private, ma anche nei balconi delle case, quindi in maniera poi veniva anche più polverizzato. Certo. E il DNA è sempre lo stesso, quindi sia il campione dello smarrino grezzo, diciamo, che il campione della polvere mi contiene gli stessi quantitativi, d'accordo? Cosa è stato fatto? Fare un passo successivo, l'analisi del capello. Effettivamente anche nel capello di queste persone che vivono lì sono state presenti. trovate le stesse sostanze, quindi il cerchio si chiude. Allora, i metalli pesanti, come anche i PFAS, si bioaccumulano negli organismi viventi. In questa popolazione, che non li smaltisce. E non li smaltisce. Lì c'è un po' di tutto, alluminio, nickel, ferro, stagno, anche un po' di beriglio, insomma veramente c'è un po' di tutto. E un'altra cosa che ho trovato, allora non so se avete presente, avete visto quei nidi degli insetti, degli imenotteri, che sono quelle vespe che hanno quel corpo sottile, che lo fanno col fango e ce lo troviamo magari sulle case, che sono delle vespe innocue però, perché non hanno veleno. Insomma, ho trovato i nidi delle vespe, ma non solo vicini in queste case, anche in un ambiente molto più ampio, fatti di smarrino. Analizzati anche queste, hanno gli stessi quantitativi di metalli pesanti. Quindi abbiamo fatto veramente un'analisi approfondita. Cosa vuol dire? Che questi animaletti, non si facevano più il nido con il fango normale che si trova, con la terra, ma visti questi grandi quantitativi di smarrino, di queste montagne nuove create dall'uomo, hanno cominciato a costruire questi nidi con queste sostanze. Quindi questa è una cosa un po' curiosa, ma che però ci ha permesso anche di studiare e capire fin dove queste sostanze sono arrivate, anche perché si tratta di una valle fatta un po' a ferro di cavallo, ok, racchiusa così, con i venti così, quindi anche abbiamo capito che non si fermavano queste polveri solo lì, ma anche salivano nella parte più alta della valle, quindi insomma la contaminazione si è estesa di più. E chi ha fatto fino adesso l'analisi del capello, sia che fosse vicina, diciamo, a questo cantiere proprio a ridosso, quindi le prime case, ma anche un po' più lontana, nel capello aveva queste sostanze. Ecco, diciamo ai nostri telespettatori, l'analisi del capello è perché i capelli portano la memoria di quello che tu hai praticamente respirato soprattutto. E quindi ecco, poi però non c'è solo questo, ci sono anche analisi mediche avanzate, dove addirittura, però io non sono un medico, non dovrei parlarne, però le analisi le ho viste, macchie polmonari dovute proprio al bioaccumulo dei metalli pesanti. Quindi, diciamo che storicamente hanno scoperto che Napoleone fu avvelenato con dosi molto piccole, perché quando fu rilevato un capello, e dal capello si vedeva che era un arsenico
da molto tempo che lui assumeva ma non sapeva di assumere, e quindi se n'è andato in quella maniera. Quindi i capelli sono danno un segnale d'allarme dell'inquinamento, della capacità del corpo di assorbire sostanze inquinanti. Ecco che con questo non si vogliono demonizzare tutti i cantieri, per carità. Certo, sto parlando di questo in particolare. Ecco, ma dico, cosa si potrebbe fare? Beh, insomma, che non è stato fatto fino adesso, sì, chiaramente. Intanto questo deposito di questo smarino, queste montagne non dovrebbero esserci, cioè quello che esce lì dovrebbe essere proprio portato via, subito. Quindi non deve rimanere nella valle, queste sostanze non devono restare. È 5 anni però che vengono respirate, 5 anni. Anche qui c'è stato, come nel caso dei PFAS, un processo, anche qui c'è una richiesta di danni perché ci sono delle evidenze ed è in corso, quindi insomma ci sarà anche l'espressione, insomma anche il giudice si dovrà esprimere diciamo in questa direzione, e ovviamente sì, ecco, anche qui ci sono avvocati, ci sono, ecco, le famiglie si sono costituite parte civile perché ci sono delle evidenze, ecco. Certo. Ecco, quello che dico io, magari adesso so ad esempio il sindaco che è l'ispettore sanitario, no, lo sappiamo, adesso lì nel comune di Malo è cambiata anche l'amministrazione e sembra che ci sia un'amministrazione insomma un po' più attenta, perché è il sindaco stesso che dovrebbe mettere un po' dei paletti certo, e magari mandare fuori i vigili, insomma controllare di più. Ecco, voglio dire, questa valle è un po' nascosta, insomma, un po' così, e quindi insomma la popolazione non è così, diciamo, importante come numero, forse magari ha fatto meno scalpore, insomma si è dovuti arrivare alla causa, insomma, certo, ecco, per muovere e far sentire. Io so che adesso la Regione Veneto comunque è stata interessata e ha risposto ad un'interrogazione, quindi me l'hanno appena girato proprio prima di venire qui e ho letto, magari poi ve lo giro il documento, e se volete anche renderlo pubblico, perché è un documento pubblico, so che la Regione si sta interessando, ecco, quindi insomma fare informazione è sempre L'ultima importante. volta che abbiamo parlato di questo era più di un anno fa, no? Vabbè, insomma è importante che si muovano. Allora, invece c'è una prescrizione per questa eventuale analisi della condanna per chi ha inquinato col PFAS? Beh, proprio il secondo filone di cui le parlavo prima è un filone processuale per noi che ci siamo costituiti parte civile molto interessante. Perché è stata il secondo filone che è quello del reato colposo, quello dell'inquinamento ambientale colposo. È interessante perché poi è stata accolta proprio una tesi difensiva di uno di noi gestori che proprio dovrebbe, come dire, anestetizzare il problema della prescrizione, senza entrare in tecnicismi processuali, però diciamo che è stata accolta una tesi giuridica per cui non dovremo ottenere la prescrizione in questo secondo processo. Ho capito. E quindi ecco, lei accennava prima a danni importanti, non li abbiamo nemmeno quantificati ancora. Certo è che stiamo realizzando centinaia di milioni di opere per sostituire quella fonte contaminata con altre non contaminate, e quindi parliamo di danni sicuramente molto importanti. Ecco, c'è un altro fattore che non abbiamo parlato: questo PFAS poi percorre la falda, non sta fermo, perché noi abbiamo un andamento della falda, diciamo, dell'acqua che procede verso il mare con una certa velocità a seconda delle varie zone. Può darci un'idea di quanto veloce è quella diffusione di questa sostanza? Allora, è vero che si muove, il plume inquinante, non so se l'avete mai visto dalle analisi, e soprattutto ci sono appunto dei modelli molto comprensibili fatti da ARPAV.
ha un'estensione di circa 180 km quadrati, quindi si muove e ha delle forme strane, in certi punti sembra quasi che risalga, ma perché questo dipende dal terreno. Sì, quindi trova delle barriere naturali e quindi devia e si muove in maniera... Sì, come fa l'acqua quando trova un ostacolo, ci gira attorno. Esattamente nella stessa maniera. Allora diciamo che il problema per noi più importante è il fatto che questo inquinamento abbia toccato il nostro punto di produzione, la nostra fonte, che dicevo è una fonte importante da 500 litri al secondo, quindi serve ancora adesso un territorio vastissimo. Poi scendendo abbiamo visto che, perché noi facciamo le analisi anche nei pozzi privati, come le dicevo prima, abbiamo visto anche che c'è una contaminazione anche sotto, ma su alcuni territori dove per esempio possiamo trovare un inquinamento dei pozzi privati, ma le persone utilizzano un'acqua non contaminata perché proviene da altra fonte. Quindi ci sono dei punti in cui l'acqua del pozzo può avere una contaminazione, mentre non ce l'ha quella dell'acquedotto, pur essendo magari a confine. Adesso facciamo un esempio di qualche comune che lei ha citato prima. Il comune di Vo, il comune di Lozzo a Testino, hanno un'acqua eccellente, non hanno nessuna traccia di PFAS, perché l'acqua che è distribuita in quei territori è un'acqua proveniente da Camazzole, da queste risorgive del Brenta, e non c'è traccia di PFAS. Però potrebbero avere dei pozzi in una zona, adesso a Vo non mi ricordo di averne visti i pozzi contaminati, ma dico in altro comune, magari servito da un acquedotto d'acqua priva di contaminazione, potrebbero avere dei pozzi con la contaminazione. Questo è un monitoraggio continuo che fa ARPAV. Si muove lentamente, in alcuni punti più velocemente che in altri. Adesso non ho ricordo di quanti sia la velocità media di propagazione. A seconda delle zone può essere anche di qualche metro all'anno. Però, e quindi diciamo col tempo arriverà da tutte le parti. Una curiosità che non so se conosce, che in cima a Montevenda ci sono dei pozzi. Quindi a 600 metri di altezza ci sono i pozzi. Io ho chiesto informazioni, non so se le informazioni sono state corrette, ma sembra che siano falde che vengono dalle Dolomiti, passano sottoterra ed emergono a quel livello là, perché altrimenti come faccio a accumulare l'acqua del pozzo se sono esattamente vicino al monastero, che è sul Venda, che è vicino poi all'antenna della RAI, di conseguenza certamente non c'è possibilità di raccogliere acqua a quei livelli là. Beh, ce li porti questa bottiglietta di acqua, che gliela analizziamo. Va bene. Così vediamo da dove viene. Organizziamo. Si può anche aggiungere l'informazione che c'era stato chiesto, l'ARPA aveva analizzato l'acqua termale, perché logicamente io sto ad Abano, che è un comune termale, no? E i sindaci della nostra zona hanno fatto analizzare l'acqua termale che è priva di PFAS. Esatto, perché insomma anche lì si sono chiesti, insomma anche con il discorso. Ma quella viene proprio da profondità molto elevate. Io ricordo i primi pozzi che facevano ad Abano, ma c'era acqua. All'epoca mia, quando andavo ad Abano, l'acqua dei fossi si andava a Pasqua con le uova dentro un calzetto, un pezzo di legno, e si metteva la calza nel fosso e l'uovo diventava sodo. Poi hanno cominciato a pompare, hanno fatto le fontane di acqua calda e la falda è scesa a centinaia di metri, ma questo fa parte della stupidità umana. Va bene. Bene, insomma un dialogo molto interessante e anche che mette in luce nuovamente, come abbiamo fatto già tante altre volte, quella che è l'importanza dell'acqua e l'importanza poi della ricerca, cercare di capire che cosa c'è dentro, perché il problema è che tante volte magari ci sono sostanze che non conosciamo ma che
sono inquinanti e che sono all'interno dell'acqua, quindi il lavoro che viene fatto apre un capitolo che non finisce più, perché FIFA se lo trovano a Brescia, quindi certamente non è quello nostro. Assolutamente. Quindi ci sono altre fabbriche che fanno pentole, no? Però non è un problema che tocca tutto il Veneto. Adesso noi abbiamo comunque una ricchezza in Veneto, e è stato pensato un sistema degli acquedotti per mettere in collegamento appunto le fonti principali della regione, che è stato pensato tanti anni fa, a cui noi stiamo dando un completamento accelerato per questa emergenza, ma di fatto anche la condotta che avete visto prima in esecuzione, quella è una condotta che era già pensata nel sistema degli acquedotti veneti, che sono il MOSAV, che si chiama avete MOSAV. approfittato per accelerare. Abbiamo accelerato delle opere in questo senso, quindi noi, ecco, qui c'è una stretta collaborazione con la Regione per realizzare delle opere che siano definitivamente risolutive, perché interconnesse tra loro. Cioè, come dice il professore, un problema in una fonte in futuro non possiamo escludere che ci possa essere, però il fatto di aver messo e di sforzarsi di lavorare e di investire tanto per interconnettere le fonti ci mette il sistema in sicurezza. Certo. Ecco, è un percorso lungo e sicuramente impegnativo, però il Veneto si è strutturato per avere questo. Certo. Bene, allora ci fermiamo qui. Grazie a Marina Lecis, consulente ambientale, per essere stata qua con noi, e grazie all'avvocato Monica Manto, direttore generale di Acquavenete SpA, per la sua presenza. I telespettatori invece un breve break pubblicitario, ma non andate via, perché adesso parliamo di donne, e parliamo di questa settimana, che è stata una settimana assolutamente particolare per il 25 novembre, giornata internazionale. Diciamo che non siamo stati molto cortesi a lasciarla proporre la trasmissione la mattina. Certo. Però abbiamo affrontato alcuni problemi che sono importanti, e la prossima volta promettiamo alle signore che saranno le prime nella trasmissione. Bene, a tra poco, dopo la pubblicità. Grazie.